oggi, forse anche a causa delle crisi che si stanno susseguendo, Covid e Ucraina davanti a tutte, è chiamata ad affrontare sfide impegnative a partire dalla sicurezza alimentare per una popolazione mondiale in crescita ed è chiamata a rispondere alle nuove esigenze ambientali, sociali e di benessere animale grazie ad una dotazione pluriennale, sentite, vicina ai 387 miliardi di euro stanziata a livello europeo nella prossima riforma della PAC che entrerà in vigore nel 2023. Noi siamo qui a Verona, alla Fiera di Verona, Fiera Agricola 2022 e questi sono i numeri di questa 115esima edizione: 520 espositori di 11 paesi, 10 padiglioni, 120 convegni, 15 edizioni, 29 paesi di incoming buyer e 500 animali in esposizione. Come abbiamo detto, su 10 padiglioni, un'organizzazione trasversale con focus sulla meccanizzazione agricola molto importante e poi anche le colture specializzate di vigneto, la zootecnia, la mangimistica, le energie da fonti rinnovabili, un salone digital farming. Ecco, tutto questo perché? Perché l'agricoltura sta diventando sempre più importante. Andiamo a scoprire perché. L'agricoltura veramente in questo periodo è tanto importante quanto in difficoltà. L'agricoltura è tanto importante quanto è in difficoltà, ha ragione lei. Stiamo vivendo un periodo negativo che purtroppo sta andando avanti da un po' troppo tempo. Questo, se volete, anche per una scarsa lungimiranza di chi in tanti anni ha governato probabilmente l'Italia, senza accorgersi che c'è un settore come l'agricoltura che è fondamentale. Gli agricoltori fino ad oggi hanno lavorato nel silenzio e stiamo qui a dimostrarlo perché non manca nulla sulle tavole degli italiani e nulla mancherà. L'agricoltura non è solamente PAC, l'agricoltura è tanto altro. Quindi, definito il piano strategico nazionale, dovremo trovarci insieme al governo per capire quali sono le potenzialità che dovremo esprimere negli anni a venire, che vanno dalla produzione di cibo fino ad arrivare alla produzione di energie rinnovabili, e un grande contributo sarà anche quello che sarà la transizione ecologica. Quindi ci attendiamo che il governo prenda in considerazione le proposte che le associazioni, tra cui Confagricoltura, hanno posto alla loro attenzione. Purtroppo i costi energetici stanno penalizzando in modo significativo il futuro delle nostre imprese laddove non ci saranno degli interventi significativi da parte dell'Europa, perché è chiaro che a questi momenti non può far fronte un singolo Stato membro. Contestualmente investire anche in una forma nuova di meccanizzazione per quanto concerne l'agricoltura conservativa significa fissare a terra carbonio, significa creare un meccanismo dove l'impatto in termini di emissioni sia più basso. Per dire che la regione c'è, che siamo la seconda regione in Italia per PIL agricolo, 6,4 miliardi di euro, 350 prodotti tipici, la maestria dei nostri produttori, ma anche tutto quello che è la tecnologia e l'informazione di questa fiera. La regione peraltro è presente con un po' di aziende diciamo, collegate, che quindi controllate dalla regione, come Veneto Agricoltura, Intermizzo. Fra l'altro ricordiamo che Intermizzo è il toro Miura, che è il più grande razzatore del mondo in questo momento. E dall'altro voglio ricordare che questa è un'agricoltura sana, un'agricoltura che cresce a 2 cifre anche quest'anno con i giovani che fanno ricerca, innovazione, sostenibilità e che sono assolutamente i nostri apripista. In un momento non facile, che è quello della guerra in Ucraina, che ci porta a vedere le materie prime schizzare verso l'alto. Già avevamo dei problemi, quindi a vedere i nostri agricoltori che hanno costi di produzione che superano i costi, cioè i prezzi di vendita. Voi che progetti avete da questo punto di vista per sostenere l'agricoltura? Noi lo facciamo con la PAC, fra l'altro sono 60 anni di PAC, col piano di sviluppo rurale oltre 1,5 miliardi di euro. Certo è che l'intervento sui prezzi è un intervento che deve essere fatto con una regia nazionale perché è impossibile da affrontare a livello regionale. Fedona
ACOM è l'Associazione Italiana di Costruttori di Macchine Agricole, rappresenta circa 350 aziende e l'80% della produzione italiana di questo bene molto importante che è la meccanizzazione agricola, che ricordo a tutti è come Italia e come italiano con un pizzico di orgoglio siamo i terzi produttori al mondo di macchine agricole. Noi italiani siamo fortissimi nella meccanizzazione di quello che riguarda il frutteto, il vigneto, ma anche tutto quello che riguarda la serra, ma anche le coltivazioni di verdura a campo aperto. In questo momento, purtroppo anche per la situazione che c'è in Ucraina, la situazione è abbastanza problematica. Ci sono fortissimi incrementi dei costi e per la situazione che c'è adesso, ma anche per quello che c'era prima, il costo del gas, il costo dell'elettricità, noi siamo come comparto energivori e soprattutto le conseguenze che questo può avere a livello di agroalimentare, cioè la mancanza di cereali, la mancanza di olio di girasole, perché lì c'è una grossa produzione, la mancanza di alcuni altri anche beni metallici, cioè semilavorati, tipo la ghisa che venivano molto spesso dalla Russia e dall'Ucraina. Abbiamo molte preoccupazioni per questo. Avevamo investito tantissimo sulla meccanica di precisione, su quello che riguarda l'agricoltura 4.0 per cercare di minimizzare gli impatti ambientali. In questo momento ci stiamo in pochissime settimane rifocalizzando su, per esempio, la concimazione. Pochissimi sanno che i più grossi produttori di fertilizzanti per il terreno, o perlomeno per l'Europa, era l'Ucraina e la Russia. Stiamo cercando di sopperire a questo con la concimazione tradizionale, ma anche lì bisogna investire in macchine nuove e anche in macchine un pochino innovative, perché la concimazione tradizionale non è esattamente uguale a quella chimica in termini di resa per ettaro, per cui abbiamo dovuto nell'arco di pochissimi giorni, pochissime settimane cominciare a cambiare paradigma, mettiamola così. Ovviamente, come si vede dalle televisioni e dai giornali, l'Ucraina è ferma dal punto di vista commerciale. Noi abbiamo una filiale con 18 dipendenti a Kiev, per cui oggi la situazione è veramente drammatica per quello che è la guerra in atto e siamo preoccupati per i nostri dipendenti, per le loro famiglie, per tutta la cittadinanza ucraina. E speriamo che questa situazione si risolva al più presto in modo di tornare a lavorare e a fare agricoltura come prima. Massimo Gaspardo sta facendo qualcosa perché alla fine i trattori consumino meno? Non è una domanda banale. In particolare proprio qui in fiera abbiamo portato un'innovazione, un erpice rotante che ha, oltre ad essere 4.0, quindi avere tutta una serie di sensori che permettono di visualizzare i parametri di funzionamento della macchina, ma ha anche un sistema innovativo, un nostro brevetto, che permette proprio di misurare l'assorbimento di potenza. Ecco che questo serve proprio per riuscire a combinare il giusto rapporto tra consumo di carburante e lavorazione del terreno. Buongiorno a tutti. Sì, è una novità perché si tratta proprio di un trattore caratterizzato da una trasmissione a 6 marce PowerShift per 4 gamme, quindi 24 più 24 rapporti che possono diventare 40 più 40 con le super ridotte e quindi consente di viaggiare fino a 50 km/h ove consentito o 40 km/h a regime ridotto dei giri motore. Inoltre la novità risiede nella cabina, un posto guida completamente rivisto da un punto di vista dell'ergonomia dei comandi. Però l'eredità e proprio il testa calda e la passione che nascono da quei trattori ci hanno condotto oggi a sviluppare questo tipo di trattore. Il design, che è un design completamente rinnovato, iniziato 2 anni fa con la serie 7 di gamma più alta e oggi declinato su tutta la gamma. E oltre a questo anche tanta tecnologia di bordo per consentire al gestore della flotta di avere sotto controllo consumi, giri motore, ore di lavoro per programmare la manutenzione e poi anche per fare aggiornamenti automatici del software del trattore. Quindi oggi il trattore è una centrale di potenza non solo più meccanica e idraulica ma anche elettronica e informatica. Argo Tractors oggi è un'azienda completamente italiana che sviluppa e distribuisce i marchi Landini, McCormick e Valpadana e che si avvale dell'aiuto nel mondo di 2500 concessionari, 130 importatori e 12 filiali commerciali. Grande momento di soddisfazione per la Calabria tutta, ma in particolare per la cooperativa allevatori maiale nero d'Aspromonte, perché è stato
è stata qui premiata per questo progetto innovativo. C'erano tanti progetti, voi vi siete distinti, vero Presidente Francesco Macri, perché lo diciamo poi peraltro anche titolare di un'importante azienda agricola della Locride, quella del barone Macri, ma allora voglio dire, il maiale nero, una grande risorsa per la Calabria. No, una risorsa che si stava perdendo, nella Locride più che in Calabria. C'è questo maiale, un piccolo maiale con 2 ghiandole, si è ridotto a meno di 100 esemplari. Noi abbiamo fondato questa cooperativa insieme a Francesco Barretta per rilanciarlo. Oggi con soddisfazione siamo arrivati a oltre 4.000 animali in pochissimo tempo e soprattutto ad avere un prodotto di altissima qualità che si vende a carissimo prezzo, una cosa quasi inusuale oggi, però che ci sta dando grandissime soddisfazioni. Noi abbiamo bisogno invece, e grazie anche a voi della stampa, che questa notizia esca come notizia positiva della Locride e della Calabria rispetto a quello che si è sempre detto e al fatto che un'imprenditoria sana può in qualche modo aiutare un territorio bellissimo ma spesso abbandonato. Volevo anche chiederle, poi tecnicamente è difficile allevare il maiale nero? No, nella maniera più assoluta, anzi lo rende così semplice, intanto è un allevamento allo stato brado e semibrado, lo rende così semplice perché la maggior parte dei nostri soci sono tutti giovani, quindi con la voglia e la volontà di creare qualcosa di nuovo, di innovativo rispetto a prima e naturalmente è anche economico perché noi possiamo vantare di dire che mentre il mercato nazionale quota i suini a 1,60 €, noi li paghiamo a 5,50 €. Ci aiuta la ricerca ad andare avanti, però ci aiuteranno soprattutto quelli che ci crederanno. Io ho invitato tutti, oggi anche a Verona, a venire a visitare questi allevamenti che sono in posti splendidi, magari a 1000 metri di altezza e sotto hai il mare ai tuoi piedi. È un posto che la Calabria tutta, non solo la Locride, spesso bistrattato, trattato male e ancora non abbastanza valorizzato non solo dall'Italia ma da tutto il mondo. Io credo che veramente è arrivato il momento che Locride, Calabria e il Mezzogiorno d'Italia cominciano veramente a puntare sull'agricoltura di grande qualità e sul turismo. Si può fare.